Certamente la scuola è stata la sua prima scelta di vita, si sente vero fino in fondo, è stata la sua prima scelta di vita e Vincenzo infatti dopo la laurea in lettere e filosofia all'Università di Napoli arrivò con la sua famiglia agli inizi degli anni 70, dopo aver vinto un concorso per insegnare la scuola media. Il ruolo lo ebbe nell'anno 74-75, è vero Marina? In quell'anno quindi ebbe il ruolo qui nella scuola media di Taglio di Po e iniziò l'insegnamento. All'epoca le scuole medie si trovavano nell'area dove oggi sorge la casa di riposo, cioè tra la ex caserma, quindi che era poi una ex caserma, la casa di riposo e piazza Venezia. Molti suoi alunni lo ricordano e quindi è presente qui in sala anche Cinzia Rodella, che è stata una sua alunna e forse la prima classe dove Vincenzo ha insegnato, quindi proprio la prima classe che lui ha avuto. Cinzia, avresti un breve ricordo di lui come insegnante? Appena ho ricevuto la triste notizia, la mia mente ha ripercorso a ritroso i tanti anni di conoscenza e di amicizia che mi legano al professor Melone, prima come insegnante alla scuola media e poi come sindaco. Ho rivisto il primo giorno di scuola, è entrato in classe, l'anno scolastico era iniziato anche se da poco, e confesso che io ragazzina che arrivavo dalla scuola elementare ho avuto un po' di soggezione, ma in poco tempo la sua immensa cultura mi ha affascinato e alla fine della terza media ho scelto di iscrivermi al liceo classico come lui. Oggi qui voglio esprimere il mio grazie a nome di tutti i suoi alunni e ricordare la sua grande sensibilità verso i giovani. Grazie Cinzia, e adesso darei la parola a Roberta Fava, una sua collega, la professoressa Roberta Fava. Grazie. Ecco, io ricordo di Vincenzo, Enzo, che eravamo tutti quanti e vivo e l'ho poi rimescolato diciamo così con i suoi colleghi. Ha detto bene Margaret, è laureato in lettere e filosofia a Napoli e venne qua nel 71, dopo aver insegnato, ha fatto una supplenza al liceo di Cava di Tirreni, dove poi aveva insegnato addirittura alla moglie Anna, che ancora ricordo. E qui si trova di fronte con la sua laurea in filosofia a dei ragazzi, a dei bambini, di ragazzi, però diciamo dal lato della sua cultura ha reso pratico questo modo suo di studio, di studiare, non si è certamente perso, un insegnamento che prende un po' la dialettica di Socrate, cioè scava dentro l'animo per capire chi sono le persone e tirar fuori le loro capacità. E infatti lui si interessava molto ai ragazzi che erano più disagiati, cercava di capire perché non studiavano, perché erano indietro, e cercava di stimolarli, di capire le loro problematiche economiche, sociali, psicologiche, e non trascurava nemmeno i ragazzi che invece erano più avvantaggiati. Quindi erano per tutti loro due. E come collega io lo ricordo un tipo molto ironico, tranquillo, sì, però aveva quelle battute, faceva molto pensare a Troisi nel suo film Postino, oppure Ricomincio da tre, con quelle battute che ci faceva ridere quando eravamo nei consigli di classe, quando magari la tensione era forte, bastava talvolta una sua battuta e la cosa si sfumava, ma non trascurava i suoi ragazzi sia nei consigli di classe sia nei colleghi decerti, quando li difendeva quasi come un leone, li portava avanti. Con la sua cultura, la filosofia,
talvolta qualche professore universitario afferma che con la filosofia, quando diventa pratica, è sociologia. E lui, con i suoi studi filosofici, psicologici, pedagogici, non ha certo trascurato anche queste capacità. Ancora dire ancora, per quanto riguardava la storia o la geografia, certo non ci soffermava alle date o ai personaggi importanti, ma andava a scavare il perché erano accaduti gli avvenimenti, il perché, le cause della guerra e tanto altro. E così in geografia il clima, le differenze del clima e le diversità che uniscono e anche che avvicinano. Quindi un Enzo, un Vincenzo, professore, che era interessato sia all'ambiente, alle problematiche, ma anche al territorio, tant'è vero che poi lui è diventato presidente del Parco del Delta, quindi un personaggio che da privato come insegnante poi è diventato un personaggio pubblico, dando se stesso alla politica, al sociale, diventando il personaggio che è diventato.